Salve, sono Gianvito Masi del CREA, Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia. Ci troviamo in Puglia in un vigneto di Primitivo. Parleremo delle previsioni vendemmiali in Puglia. Relativamente all'elemento caratterizzante del clima in quest'annata, al di là di qualche piccolo problema creato dal gelo del 9 aprile, dalle grandinate del 19 aprile, 12 giugno e 18 luglio e un po' di vento a maggio, che hanno creato comunque relativamente pochi problemi, è stata proprio la siccità, la mancanza di pioggia e le alte temperature che hanno creato non pochi problemi agli imprenditori viticoli pugliesi. E pensate che in 4 mesi, da maggio ad oggi, è praticamente sono caduti soltanto da 10 a 30 mm di pioggia mediamente. Si sono persi 14 milioni di metri cubi di acqua negli invasi e il fiume Ofanto è in secca. Le temperature hanno spesso superato i 40 gradi e per periodi abbastanza lunghi sono state al di sopra dei 33-34 gradi. In merito allo stato fitosanitario invece possiamo dire che è stata un'annata tranquilla, senza problemi, giusto qualche cosina a livello di tignoletta e di oidio. Ora tocca stare attenti al monitoraggio della Cryptoblaves nidiella, la tignola rigata, soprattutto per le varietà tardive. In merito alla qualità dell'uva, la produzione sarà eccellente per quanto riguarda i vitigni a bacca rossa e ci potrà essere qualche problemino a livello di acidità per i vitigni a bacca bianca e per il quadro aromatico. Dalle vendemmie fatte fino ad oggi di Chardonnay si sono registrati gradi Babbo da 18 a 19, come anche per i moscati, e da saggi effettuati sul Primitivo, in base ai comprensori e alle latitudini, si è andato da un 15 Babbo a un 19 Babbo, per il Nero di Troia da 15 a 16 gradi Babbo. In merito invece alle rese, possiamo dire che l'uva è uscita, si è presentata in maniera diciamo eccellente, è venuta fuori. Poi man mano che siamo andati avanti, a causa della siccità, a causa delle alte temperature, pensate che anche a livello assicurativo è stata riconosciuta, sarà riconosciuto il danno da siccità e sarà risarcito chiaramente a chi era assicurato. E nonostante tutto ciò, comunque negli impianti provvisti di irrigazione i danni sono stati contenuti intorno al 10% mediamente. Problemi più seri avremo riguardo ai vitigni che sono sprovvisti, agli appezzamenti che sono sprovvisti di impianto irriguo. Diciamo che abbiamo recuperato nella maturazione, perché c'era un ritardo di 14 giorni fino a un mese fa e ad oggi siamo invece intorno a una settimana circa di ritardo. Per poter definire con un aggettivo l'annata, possiamo dire che è un'annata siccitosa, è stata un'annata siccitosa. Vi ringrazio per l'attenzione e buona vendemmia. Buongiorno, sono Leonardo Taschetta, presidente di Cantine Colomba Bianca e membro del CDA dell'IRVO, l'istituto che si occupa di ricerca, di promozione e di certificazione dei vini siciliani. Cosa dire sull'andamento dell'annata, che è stata certamente caratterizzata da una situazione tranquilla, molto bella fino alla prima metà di luglio, nessun problema di malattie, niente peronospora, niente oidio, nessuna situazione che lasciava presagire situazioni difficili. Sono bastati 10 giorni di caldo incredibile nella prima metà di agosto per rimettere tutto in discussione. Noi prevediamo una media di almeno il 20% al ribasso rispetto alle previsioni di qualche mese fa. Ritengo che questo non sia valido per tutti, cambia a seconda delle zone, cambia soprattutto a seconda se i vigneti sono irrigui o meno. Nei vigneti irrigui tireremo fuori sia delle quantità sostenibili sia delle qualità eccezionali. Nei vigneti non irrigui la vedo particolarmente difficile.
e soprattutto mi chiedo, in un periodo in cui tutti parliamo di sostenibilità, quanto possa essere sostenibile continuare a fare agricoltura in un territorio che ha le rese inferiori rispetto alle aree famose d'Italia, della Toscana o del Piemonte, e che compete sul mercato invece con territori che fanno anche 5, 6, 7 volte in più rispetto ai quantitativi che produciamo noi. Ci sarà da rivedere tante cose, di sedersi attorno a un tavolo e cercare di capire il futuro che vogliamo dare a questo territorio. Certamente una politica delle acque è fondamentale, ma io credo che c'è da lavorare un po' su tutti i fronti, perché altrimenti sarà veramente difficile continuare a fare viticoltura nel nostro territorio. Grazie e buon lavoro.